alla Sigo Barletti da stazione chiacciamo ancora che disperazione parlo cordava pesce la marina e c'è bel po' di chiomini a te il mio borgo ville la candela della sede sopra a guadagnare chi gusto colore dalle si picchio meglio esattamente e da lontano pensa a tutto quello c'è bel letto così bella quando chiove Asare S56 buongiorno good morning c'è solo stamattina ma no veramente oggi stanchezza totale ma però risveglio con energia e consapevole di aver fatto aver messo un altro tassello brick by brick, bravissimo. Un altro mattone, giovedì. Un altro mattone che a noi ci rende veramente orgogliosi, devo dire veramente ragazzi, io l'ho detto sempre, non conoscevo in data televisione alle loro, ma io meglio da come ha fatto un'altra cosa spettacolare, brick by brick, portare 54 persone sbandate del zoppo, perché lui c'ha il pregio dell'ordine, hai capito? Si fa rispettare col sorriso sulle labbra, veramente. Lello Russo numero 1, bravo Lello. No, grazie, devo dire grazie a Enzo Delvi, grazie a te, grazie a Raffaele Rizzi, al grande e soprattutto al grande Giuseppe Di Bari che no, è lui che mi diede l'idea, dice Lello abbiamo questa possibilità, non era come ste, abbiamo questa possibilità e noi lo pigliamo ovunque. E noi lo ma grazie al grande Peppe Di Paola che veramente lo ringrazio ufficialmente, Di Paola Di Bari, ancora il connetto. Bello, guardate il mare, bello. E dicevo, esperienza bellissima. È stata veramente una bella esperienza, veramente bella. No, perché lui è un catalizzatore, se dice, catalizzatore di idee che poi c'ho anche io, allora diciamo io lui la scintilla e mi appiccio. Bravissimo. Mi trovo la parola giusta. Un saluto a tutti i ragazzi che sono, le donne e gli uomini che sono venuti. 54, 55. Eravamo 50 persone. Giusto. 50 persone. Ma mi trovate 50? Sì. Gli stessi che hanno show, ma facevo l'appello, no, ci siamo organizzati. Qualche io sono uscito da un fetto quando abbiamo finito il Papa. Poi la cosa più bella, Franco, è stato proprio quando ha nominato Barletti a Vesta. Ma da Piazza San Vito. A Piazza San Vito, ragazzi. Dialetto, no, però lo disse, i video ci sono, lo disse bene, Barletta e Vesta. Non il Papa, chi diceva, non siamo punta da cup, come diceva l'altro, noi non siamo pallisti. Comunque un saluto a tutte le signore che sono venute veramente signore grandi, mamme di famiglie, sono rimaste veramente soddisfattissime perché abbiamo dato l'opportunità di vedere anche Piazza di Spagna. Poi che la cosa più bella, caro Franco, è stata che tutti quanti avevamo la maglietta Barletti. Quella è stata un'idea. Io ho assistito alle discussioni fra Lello Rosso ed Enzo Delvi quando si facevano le riunioni manageriali. Enzo Delvi aveva la maglietta e Lello diceva no, ma te la maglietta adesso non la portano. Infatti l'hanno portata a tutti. E poi il grande Peppino Di Benedetto.
Ma che grande Peppino, è un grande veramente, cioè, lo saluto con un abbraccione, veramente un uomo di una forza che c'è molto dentro sto Cristiano. Sì, l'hai visto che Ed è una cosa eccezionale, veramente. i pilot, Che Dio lo benedica sempre. i pilot, cioè non si ferma mai. Salute Madonna, salute un po' facciamo la preghiera per tutti quanti i barlettani, tutti, gli 10 persone. Speriamo che gli dai un po' della uscita. E poi la vita quotidiana è quella. Non è che Sono l'alert, bravo. le cose fa vedere, i ragazzi stanno prendendo la gita. Oggi a cosa è questa messo? scena, C'è vento e acqua. Sono le 7. Quindi queste sono giornate da mezza fucile, bello bello. È da dormire. È vero, no, io non riesco, dopo una certa ora. No, io stavo. Cioè praticamente Lorenzo ieri abbiamo fatto un conto. Ieri abbiamo fatto 21 ore da quando prendemmo il pullman, 21 ore sono passate. Cioè si sta a Sara Mezzano, no, mezzanotte e mezza perché sta Fu bello veramente. Molta gente è rimasta contenta, ma secondo te si poteva festa, gente, ogni Sì, tempo, sì. secondo me si poteva fare una gente, ma lo sai, A tema, per esempio, Sara, per esempio ci chiedevano di fare una pizzata tutti insieme, no? Prendere fare passare una giornata diversa. là bisogna fare le uscite, un giorno a Roma, un giorno a Positano, un giorno, capito, le giornate di gita per stare in compagnia, per consolidare il gruppo, perché c'è due cristiani che stanno senza la sala da capo. Sassè! Assai, vero? Ancora ieri il discorso maestrisce. Cioè, vabbè, non mi Vabbè, ma queste cose no. purtroppo succederanno, saranno quotidianamente queste cose, perché c'è il problema di Barletta, è che non ci sono controlli, ma non controlli perché si striscia in stanno, non si vede. E poi non c'è anche la mentalità che la striscia ti dice che almeno a rallentare. Beh, grigia proprio questa giornata, Grigia. Oh, Brick by una cosa. Ho visto foto di Trevi, aspetta, foto di Trevi, cioè il rumore. C'è la stella bene, così, alla Totò. Non sa la cazzo dello show. Come fu bello quella Roma, i vigili, che erano i tifosi, no? Tutti con la maglietta rossa. No, cantando. ecco, bravo. La cosa bella fu che ci mettiamo a cantare, no? Ci mettiamo a cantare, Barletti si bello quando io parli. Allora Cristiano, a fai fotografa, ecco. Poi quando a un certo punto ci mettiamo tutti dietro, come in fila indiana, io allora Peppino Benedini, e facevo il mostro Peppino. E così. Come Burattei. Sì. Insultate. No, fu bello. Ad effetti informato, cosa la caracata, Stanno un sacco di video. Solo che anche là, io pensavo che era il mio telefono, perché anche Raffaele fece il video e si fermava. Vabbè, a San Vito. Era assai. No, a parte, ma la sono bloccati, capito? Sta il blocco a San Vito, sta proprio il blocco. Vicino agli aeroporti là. A 32 io ci vedo, Che sta chiò. è stato indolito, Ecco qua, salutiamo le 5 sorelle, che pure io me le ha portate insieme, le 5, come no, le 5 sorelle. Anche se vedete è proprio in abbandono. Cioè io quello che dico, ma perché questi corsi? Boh. Anche se ieri c'è tutti, non ci stavate voi, c'erano tutte fotografie a liberare dai rom la piccola. Ok, l'hanno fatto, guarda, almeno 5 minuti. Ma mi avete detto, quando ti mi ha lasciato te chi? Chi è andato? I rom, mi hanno lasciato la sera, la notte, fotografie, il giornale, a liberare cose dei rom. E chi stanno ancora in giro, turno, si hanno lasciato ancora te. Non è la prima volta che l'hanno fatto, non sarà l'ultima.
Schmaffi. Madonna. Che sia così di strisce, ma c'è dei strisce stanno sopra la curva. Dei strisce stanno sopra la curva. Vedi le strisce poi ci siamo fermati noi. Purtroppo, ma è così, bisogna dare precedenza, al di là del fatto femmina, guagnone, anziano, ha la precedenza. E le strisce sono importanti. C'è bellezza. A me piace, quello che mi piace la stazione è perfetta, quindi 22 ore sveglie, ha dormito una mezz'oretta. Sì, vabbè, qualcosa. Enzo dormitava proprio nel Vaticano. Sì. Devi far vedere una fotografia che proprio che stava scuola nascondendo. Sapuggito. Bellissimo. Che tu c'hai una certa età, Enzo fu perché portò il fratello, che fu contentissimo, cioè io, Luigi porta la figlia, cioè, ci sono stati momenti bellissimi, ma perché quando uno vuole, perché per il lavoro non è che puoi passare tanto tempo con un tuo familiare che tu non è che invece le gite sono fondamentali. sono fondamentali. Come quando fai i viaggi in dame, Bravo. quando in dame che non saperlo. Perché quando vai in dame Perché devo di senso, ho avuto questo piacimento, è stato piacevole trascorrere più tempo con mio fratello. Perché, cioè, un fratello sempre zitto, non è che non vado zitto. Però stare insieme senza lavoro è diverso, è quello che voglio dire. Relax, vedi che belle luci hanno messo, vedi? Che bello, vedi, è vero che il colore del guarda, no, questo è bellissimo, queste luci sì, sono belle. Ci vuole poco. Bello. Un saluto a tutti gli amici di fuori, e anche questa è fatta stamattina, ma ci ha fatto che esca a 7:30. Ah, giornata piena. Bella sciurrata, devo fare recuperare quello che faccio magli. C'è qualche giorno con questo c'è grosso. Se mi stia con si è messo, vai, oggi vediamo. Ieri facevo una bella cosa con lui, lo sai, andavamo alla biblioteca, i ragazzi a leggere. Sono venuti i ragazzi a leggere inglese alla colonia. Sergio ha parlato. Sergio è rientrato, adesso faremo 5 minuti di inglese al giorno, lo sai. Già mettevo, chiaro. E l'americana che papà, quello parlava americano, ma c'è te dai. Poi stava una che l'accompagnatrice ha un pochino senza battere a Peppino. Allora chiamavi, camì. Da sera sta bagneve. Ragazzi, 1, 2, 3, Barlet. Ciao Di Pietro. Sei un grande Di Pietro. Ciao. Di Pietro, potete fare un diretto alla biblioteca. Faremo le serate ancora in biblioteca. Michele, brick by brick. Cacchio. Chiaro. Ma voi sapete quando la cosa fa? Ma fetta, no? Noi siamo un motore, sempre un moto. Diesel. Però siamo sempre un moto. Sempre un moto. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Oh. Ma pure un vinto ste. Bello. Ragazzi, è stato veramente bello. A me sono soddisfattissimo. Vi auguro una buona giornata, un buon giovedì, anche se è grigia oggi, sta piovendo, ma non fa niente. State tranquilli. Sempre mi fa quello che avevamo a fare. Invece che ci bagniamo, ma io mi ci ho fatto che, io mi ci a scuola, quello che c'era da fare bisogna farlo. Vi auguro una buonissima giornata in tutti i sensi, auguro un compleanno magnifico a chi festeggia il suo compleanno e qualsiasi ricorrenza, vi auguro il meglio del meglio. Ciao a tutti, grazie. Barlet e Aves, ciao ragazzi.